I pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci, si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90% e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. Produzione 2023 di vongole quasi azzerata dal granchio blu. Sul delta del Po il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi alle prese con quello che è un vero e proprio flagello. È un'emergenza perché sta minando non solo l'ecosistema lagunare e fluviale, ma l'economicità di impresa di circa 3.000 imprese. Da maggio a giugno abbiamo avuto un'esplosione della presenza di questo crostaceo che sta annullando tutte le biocenosi lagunari e fluviali, con il rischio che a fine anno non vi siano più le vongole veraci nei piatti, ma purtroppo solo questo crostaceo. Ci tenevamo che l'istituzione, in questo caso la più alta istituzione della Regione Veneto, venisse in quella che è la seconda marina più importante del Veneto, qui a Porto Pila. Alle nostre spalle ci sono ormeggiati una sessantina di pescherecci di altura e questo porto ne movimenta un centinaio. Stiamo parlando di un valore che è attorno ai 40 milioni di euro. Fondamentale dunque lo stato di emergenza che si attende che il governo proclami. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroga nei pagamenti e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna a ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. Perdita economica ma anche identitaria, dice Zaia davanti agli operatori. Cosa potrebbe essere il Veneto senza la produzione di vongole, cozze, la produzione di quello che è la piccola pesca, insomma tutto quello che si fa? Sarebbe un altro Veneto. Allora questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Per i consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani, chiedere lo stato di emergenza o puntare sulla commercializzazione del granchio blu non basta. Zaia, dicono, protagonista di show e boutade facili, non sta facendo abbastanza. Occorre un'azione immediata della Regione per ristori e opere di mitigazione.